Angelo Faloppa, presidente della Confcommercio Sandonà Jesolo. Questione che tiene banco da tanti anni a Sandonà è la questione dell'isola pedonale. L'Ascom come vede questa situazione ancora mutevole? Tutti sanno perfettamente qual è la nostra posizione. Vogliamo evitare le polemiche in questo momento particolare, ma il nostro pensiero lo sanno tutti. Noi avevamo proposto e anche progettato un senso unico in modo in via Silvio Trentino, in modo da non ostacolare il transito e quindi dare sfogo soprattutto a 13 Martiri, che via 13 Martiri ha perso tantissimo del suo appeal. Quindi in questo momento dove il Comune ha messo a disposizione 1 milione di euro per rifare completamente quel tratto isola pedonale, ma data la grossa difficoltà, i problemi iniziali dei lavori, ma anche i problemi finanziari che ogni Comune dovrà affrontare, noi riteniamo che questo 1 milione di euro potrebbe essere risparmiato, messo a disposizione anche delle imprese per far ripartire le imprese e di conseguenza tutta l'occupazione che queste danno e riaprire almeno come avevamo detto noi a senso unico, allargando i marciapiedi, permettendo lo spazio per ampliare i plateatici, ma lasciando un senso unico, va bene il limite 30, in modo da non tagliare fuori tutta una parte di Sandonà. Quindi in questo momento dove le aziende per ripartire avranno veramente bisogno di tanto sostegno e aiuto, reputo che sarebbe il momento giusto per fare marcia indietro oppure per rallentare questo progetto, ma investire il denaro in altra maniera.